Benvenuti alla Galleria Comunale d'Arte, io sono Roberta Sonedda, sono una degli storici dell'arte e dei musei civici di Cagliari e oggi all'interno della rubrica Riscoprendo il Novecento sardo vogliamo presentarvi un capolavoro dell'artista Francesco Ciusa, conosciuto come il Cantore dell'Isola. L'opera, scolpita in gesso nel 1906-1907, è intitolata La madre dell'ucciso e rappresenta come soggetto una vecchia contadina vestita con gli abiti nuoresi che sta celebrando il rito del Saria, la veglia funebre per celebrare la morte di suo figlio morto ammazzato. Lei si trova al centro del focolare, attorniata dalle prefiche che stanno inneggiando un canto funebre in onore di suo figlio. L'opera fu portata alla Biennale di Venezia del 1907, dove ottenne non la vittoria sull'ambito scultoreo, ma il premio della critica, perché Ugo Oietti, grande critico d'arte e scrittore del Corriere della Sera, la celebrò come un vero e proprio capolavoro. L'opera in gesso presenta una struttura volumetrica che ricorda certe sculture rinascimentali ed in particolare una scultura rinascimentale, quella di Donatello, che rappresenta il gruppo scultoreo di Giuditta ed Oloferne ed in particolare riprende la figura di Giuditta con questo volto così segnato con gli occhi abbassati, ma ciò che si denota invece di particolare e di originale nella madre dell'ucciso è l'espressione del dolore rappresentato dalle rughe della bocca, dalle vene delle mani che sono evidenziate in modo particolare, così come quelle dei piedi. Alla struttura volumetrica, geometrica di stampo rinascimentale si unisce poi quindi questo realismo che rimanda anche ad un tono secessionista, tanto che la scultura fu addirittura presa come modello da un grande artista serbo che espose alla Biennale di Venezia con Francesco Ciusa, Ivan Mestrovic, che rappresentò proprio con una scultura pochi anni dopo Mia madre, lo stesso soggetto e lo stesso atteggiamento rappresentato dalla madre dell'ucciso di Francesco Ciusa. Quest'opera apre la strada allo scultore Francesco Ciusa, che grazie ad essa fu conosciuto in tutta la Sardegna e in tutta l'Italia, anche se lui scelse sempre comunque di raccontare la Sardegna, tanto che La madre dell'ucciso era il primo episodio di quello che era il suo poema plastico chiamato I Cainiti, dove sono presenti una serie di sculture che raccontano proprio la storia della Sardegna e della Barbagia in particolare.